Sport Vicenza, Stefano Sasso. In corsia numero 2 per la Leosport, Thomas Ceccon. Corsia 3 per il team Veneto, Leonardo Lucato. Corsia 4 per il De Hacker Team, Riccardo Cervi. Corsia 6, colori, solo quelli del De Hacker Team, Andrea Castello. Corsia 6 per il De Hacker Team, Mattia Bondavalli. Corsia 7 per la Leosport, Giacomo Creazzo. Corsia 8 per il Piave Nuoto, Pietro Cirillo. E dunque in acqua abbiamo una prima serie, dunque è giusto dare risalto a quello che succede in vasca perché medaglie vengono assegnate. Poi prima di procedere con la farfalla, quindi fermeremo le gare in zona podio per le premiazioni del dorso 50 e 100, mentre per la rana si passa al blocco successivo. Andrea Castello dunque 30 e 39 davanti a Riccardo Cervi e Mattia Bondavalli, anche Thomas Ceccon in terza posizione. Il record della manifestazione è di Riccardo Cervi, 2:17 e 86. Ci avviciniamo alla virata dei 100 metri, Castello, specialista proprio dei 200, ha vinto il titolo giovanile, o meglio di categoria, allo Stadio del Nuoto di Roma. Già si è costruito un importante vantaggio nei primi 100 metri, 1,4, o meglio 1,3 e 84 per lui. 33,45 i suoi secondi 50, Cervi 34,48, Lucato 34,57. E siamo alla virata dei 150 metri. Andrea Castello 34 e 36 i suoi terzi 50, Riccardo Cervi 35 e 69, Leonardo Lucato 34 e 98, si è portato in seconda posizione. Record della manifestazione di Cervi, 2:17 e 86. Siamo alle ultime fatiche per Andrea Castello, gara comandata dalla prima all'ultima bracciata, si impone in 2:13 e 66 e anche il nuovo record della manifestazione. Leonardo Lucato